Allora, considerate queste giornate, io e Damiano ci siamo sentiti piuttosto fighi, è stata una bella esperienza, poi abbiamo visto questo. Porca miseria. Siamo al porto e stiamo cercando di andare in spiaggia. Vi volevo mostrare l'unica ruota panoramica che puoi utilizzare semplicemente aggrappandoti. Ma anche qui diamo il McFly. Mezzi alternativi ovviamente da spiaggia. È tutto molto bello. Siamo teoricamente arrivati. Io spero che il telefonino vi faccia vedere i colori di questo mare. Tantissima roba. Non so se vi ricordate, io avevo un videogioco su un Nokia che faceva questi palazzi qua, momento nostalgia. Vedendo questo simbolo ho pensato, hanno disegnato delle ciliegie, invece era per disegnare una bicicletta, perché questa è la ciclabile. No, ma tranquilli, andate a Jesolo. Mamma che bel posto. Andate a Jesolo. Altra bellissima panoramica della playa, stavolta dall'interno. Quello che faceva ridere. La presenza in spiaggia a Barcellona è contaminata dai venditori di mojito oppure di acqua di birra a domicilio, così per saperlo. Abbiamo fatto una scoperta importante: il gelato filippino costa 2 euro a pallina. L'abbiamo saputo chiaramente alla fine e non è niente di che, però fa figo aver speso 8 euro per 2 gelati. Allora, qua abbiamo il chimichurri e la salsa criolla. Ok, e il chimichurri è che tipo? Claudio dice e che il chimichurri è tipo? Che dalle mie parti lo chiamano bagnetto. Bagnetto, cioè serve per... No, bagnetto è una salsa fatta con le erbe. Ah, ok, come dire il pinzimonio tipo. Erbe aglio. Sì, più o meno, è una roba così. Vediamo. Il bagnetto al mare, no? Buono? Paio. Il bagnetto in Molto aglio. bagnetto. Allora, questo piattino di queste dimensioni costa 8,90 euro e adesso lo assaggiamo. Anche quello di Damiano. E Febe, mi passi l'olio? Questo che vedete è il Porto Olimpico, una distesa piuttosto interminabile di localini, ristoranti, etnici, non etnici, qualcosa di molto poco spagnolo, eccessivamente turistico e ci è stato profondamente sconsigliato. Però faremo un giretto lo stesso e poi ci imbarchiamo per tornare a casa. Veloce panoramica di questa zona incomprensibile di vita mondana e di cose che fanno rima con mondana. Ciao Barcellona!